Brillante poker esterno da parte della Red Tigers che batte il San Paolo Ostiense per 4-1 a domicilio per il girone A campionato Under 15 Elite. Ospiti che partono a 1000 con questa conclusione che termina in corner dalla rimessa laterale e Vacca a trovare il gol del vantaggio con questo destro dopo 7 minuti 0-1 in favore della compagine biancorossa. Ancora Red Tigers pericolosa sugli sviluppi di un corner, palla alta sopra la traversa con deviazione in corner San Paolo, che invece si vede annullare dal direttore di gara un gol per offside. Ripartenza da parte della Red Tigers nella parte finale della prima frazione di gioco, azione insistita e palla filtrante per Mariotti che con questo diagonale al 23esimo fa 0-2 chiudendo il primo tempo 3-0 con un gran gol dalla distanza da parte di Roma al terzo del secondo tempo. Poi San Paolo Ostiense che termina il match in inferiorità numerica. Padroni di casa che riescono però ad accorciare le distanze sugli sviluppi di questo calcio di punizione, non tocca nessuno e Giuliano al 34esimo fa 1-3, punteggio che nel finale dopo questa brillante azione da parte del San Paolo termina sul 4-1 contropiede finalizzato da Atari. Dal 38esimo chiude il poker in favore della Red Tigers, match che dopo il recupero termina qui.